Allora, partenariato pubblico-privato nel campo energetico. Partenariato, lo sappiamo, è uno strumento molto particolare, no? È lo strumento che, superando il tradizionale schema della gara d'appalto, prevede un'interazione e un'integrazione anche quasi fra ente pubblico e il soggetto privato. E è un elemento come dire, uno strumento che ha sempre destato interesse, curiosità e anche molte critiche. Dopo una prima fase di grandissimo entusiasmo sono venute fuori tutte le problematiche, c'è stata una fase poi di recesso dello strumento. Adesso lo vediamo di nuovo in auge, nel senso che col PNRR abbiamo avuto un fortissimo rilancio dello strumento. Spesso per ottenere anche fondi dall'alto è necessario anche avere l'integrazione del privato, perché evidentemente il partenariato è un ottimo strumento di moltiplicazione degli investimenti. Quindi strumento interessante, grandi complessità. Dentro questo contesto allora noi caliamo il tema dell'efficienza energetica, cioè il partenariato è lo strumento essenziale, uno strumento essenziale per ottenere i risultati e i grandi, come dire, obiettivi che ci siamo dati in campo di efficienza energetica. E allora su questo, anche da questo nasce la comoderazione col collega Giorgio Castorina, nel senso che io porto l'aspetto più di diritto amministrativo in generale e il collega più l'aspetto di diritto dell'energia. Cercheremo, unendo le competenze nostre e quelle dei nostri relatori, di dare, come dire, un quadro più articolato possibile, salvo che sappiamo che quasi difficile, è molto difficile insomma essere esaustivi su un tema così ampio. Allora, do la parola innanzitutto allora al nostro primo relatore, poi li presenteremo nel corso delle varie chiamate. Prego tutti di stare nei 10-15 minuti di tempo perché abbiamo tanti relatori e vogliamo lasciare spazio a tutti, lasciare spazio anche a qualche domanda del pubblico e non finire troppo tardi, insomma, anche perché siamo, come sapete, dentro una cornice di eventi molto articolata e poi se ne succederanno altri. Chiamo allora innanzitutto a parlare il professor Luciano Greco, professore dell'Università di Padova, e che ci parlerà del partenariato per l'efficienza energetica, in particolare riguardo ai comuni. Comuni che sono i principali fruitori di questo strumento del partenariato. Come dire, il partenariato riguarda tutti, ma i comuni sono forse l'ente che lo usa maggiormente e il tema dell'efficienza energetica è per i comuni assolutamente centrale e lo sarà sempre di più negli anni a venire, anche alla luce del contesto storico che stiamo vivendo. Luciano, a te la parola. No, si accomodi perché diciamo, Sì, sì. come formato che abbiamo utilizzato finora è quello insomma, di creare una sorta di salotto per discussione, sì, e chiameremo in due gruppi perché comunque sono abbastanza numerosi i relatori e quindi prego Matteo di introdurre anche gli altri del primo gruppo. Allora, innanzitutto i nostri due colleghi di Phil Fisher, quindi Elena Mitzman, che ci parlerà del partenariato per l'efficienza energetica e quindi un intervento di chiarimento del quadro normativo generale, e poi Federico Chiopris che parlerà delle criticità contrattuali del partenariato, comunque poi nell'introdurli li ripresenteremo. E infine il dottor Pelloso della Regione Veneto che ci parlerà poi del ruolo del NUV, che poi presenteremo insomma strada facendo. E quindi benvenuti a tutti. Torniamo allora al professor Greco, l'efficienza energetica per i comuni, il partenariato per l'efficienza energetica per i comuni. Allora, grazie per l'invito e ovviamente cercherò di far vedere quello che ho alle spalle, un po' a memoria, insomma, ringrazio anche i collaboratori che mi hanno dato una mano per metterlo in piedi, insomma, alcuni sono in sala. Allora, andando veloce, il partenariato pubblico-privato, abbiamo sentito gli aspetti giuridici, insomma, che riguardano il nostro Paese, è un mercato abbastanza ampio anche a livello europeo e mondiale. Questa è un po' l'immagine degli ultimi 10 anni dei progetti di una dimensione superiore ai 10 milioni di euro, che sono i progetti diciamo, che vengono registrati da questo osservatorio della Banca Europea degli Investimenti. Vediamo che non c'è un trend, nel senso che comunque se mettessimo gli anni precedenti vedremo un trend spiccato. Nell'ultimo decennio la situazione, forse complice le vicissitudini finanziarie, è stata un po' di stazionarietà. Per quanto riguarda l'Italia, vediamo che la maggior parte dei progetti di grande dimensione, quindi il mercato come lo intendono potremmo dire all'estero, grandi dimensioni sono nel settore ovviamente dei trasporti dal punto di vista del quantitativo e nel settore del sanitario, ovviamente gli ospedali,
trasporti perché basta l'autostrada, la mitica Breve Mi, con tutti i limiti dell'operazione, a fare una grande dimensione. Ospedali invece è un tipo di settore più consolidato nel nostro Paese. Questi sono sempre dati della Banca Europea degli Investimenti, quindi per quanto riguarda il nostro Paese in particolare. Poi abbiamo altri settori. Se utilizziamo un'altra fonte, ovviamente uno dei temi, dei problemi di questo tipo di operazioni è che, essendo recenti ed essendo problematiche dal punto di vista giuridico e quindi anche statistico, e qui non c'è tempo di approfondire la questione, ma è statisticamente non facile rilevare questi strumenti, intanto perché non abbiamo capito se sono investimenti pubblici o privati, ma ripeto, qui se volete poi facciamo un approfondimento in una separata sede. Quindi ci sono poche fonti, questa è una fonte interessante, è la fonte dell'IFEL, l'istituto, diciamo, di ricerca dell'ANCI, che insieme al CRESME, che ha dei dati proprietari che utilizza, diciamo, con grande sapienza dal punto di vista loro, hanno questi dati che sono interessanti. Allora, quello che si vede in questi dati, non voglio andare troppo lungo, è che i comuni, e qui si vedrebbe forse, però il puntatore è morto, vabbè. E i comuni, che sono il primo, vedete, fanno nei 20 anni che abbiamo alle spalle e anche nei 4-5 anni prima del Covid, fanno l'80% dei bandi e fanno però il 40, poco meno del 40% dei volumi sempre di investimenti nei bandi. Qui l'unico limite, la preghiera è: fare i bandi non vuol dire fare gli investimenti. E questo è un tema su cui io vi do dei numeri che hanno questo deficit, ed è un deficit che c'è un po' dappertutto, in particolare nel nostro Paese. Però, diciamo, è una buona rappresentazione del fatto che i comuni comunque svolgono un ruolo importante, ed è un ruolo crescente apparentemente. Poi qui dovremmo, di nuovo la postilla bis, fare i bandi non vuol dire fare gli investimenti, e probabilmente nel caso dei comuni la mortalità dei bandi è molto elevata rispetto ad altre amministrazioni, chiusa la parentesi. Questo per dare però comunque i comuni svolgono un ruolo crescente. Adesso qui vado un po' più veloce. Settori di maggiore interesse, quelli di cui stiamo parlando. Distribuzione del gas, ovviamente un settore storico, ma che poi ha preso la forma anche dei partenariati per motivi naturali, potremmo dire il gas naturale, nel senso, ma anche naturale in senso giuridico. E l'illuminazione pubblica, vedete che dal punto di vista quantitativo, sia per volumi, soprattutto per volumi di investimento, svolge un ruolo molto importante. Questa è una notazione che prendiamo perché poi l'oggetto della mia introduzione è su tutti i partenariati, poi cercherò di andare verso la fine sulla questione appunto dei partenariati in ambito di efficienza energetica, insomma. Però questo è uno dei settori. Come vedete, però, un po' tutte le funzioni dei comuni sono interessate da questo tipo di attivismo. Quello che vediamo è, se facessimo il rapporto fra il volume degli investimenti e il numero dei bandi, vedremmo che stiamo parlando di una cosa che è un po' sopra al milione di euro. Chi si occupa di partenariati pubblico-privati sa che 1 milione di euro è un'operazione di piccolissima entità. E qui cominciamo a entrare nelle criticità dei partenariati in generale, e poi vediamo un pochino, perché guardando in controluce le criticità dei partenariati in generale comunali, che ripeto sono molto importanti, sono, diciamo, dal punto di vista quantitativo, fanno il mercato italiano, che è un po' atipico rispetto agli altri mercati. La differenza fondamentale è che, per esempio, voi in Francia avete che le stazioni appaltanti sono molto centralizzate, per esempio. In Italia noi abbiamo, quanti sono i comuni? 8.000 comuni, 8.000 stazioni appaltanti, e fanno operazioni teoricamente complicatissime. Questa è una differenza enorme fra il nostro mercato di partenariati pubblico-privati e il resto d'Europa, sicuramente. Tende poi ad avere una serie di effetti. Allora io qui ho cercato di riassumere un po' di criticità. Quella più importante, l'area più importante di criticità di questi 20 anni che abbiamo alle spalle, è la capacità amministrativa degli enti locali. Il primo punto è la dimensione dei comuni. 8.000 comuni, ma significa comuni piccoli. I comuni tendono ad essere, la media della dimensione per abitanti dei comuni è 7.000, 5.000, insomma dipende da come la prendiamo, però comunque stiamo parlando di comuni relativamente piccoli.
Quindi questo ha due effetti. Il primo è struttura amministrativa relativamente piccola, quindi non avere la capacità amministrativa per montare queste operazioni dal punto di vista pubblico. Poi tornerò su questo tema, perché il mercato comunque ha funzionato lo stesso in qualche maniera, ma altro punto è che le operazioni nascono piccole. Qui potrei, adesso c'è appunto la regione, non vorrei... L'osservatorio regionale è interessante, se andiamo a vedere, non so, il caso cimiteriale, che è un caso interessante, visto che se le 2 di pomeriggio potrebbe essere... È interessante perché appunto uno dice, vabbè, il cimitero che vorrà, insomma, ne facciamo... Probabilmente anche lì le operazioni sono troppo piccole e questo poi ha un effetto, diciamo, sulla mortalità delle operazioni anche quando il bando va a buon fine. Potrei fare alcuni esempi con nome e cognome, ma ovviamente non li facciamo per carità. Altra criticità importante quindi è il problema delle competenze interne alla pubblica amministrazione, un problema classicissimo. Il programma di partenariato italiano nasce coevo a questa grande idea di un grande dirigente pubblico, Fabrizio Barca, all'epoca alla coesione economica 20 anni fa, che lancia, diciamo, lo slogan di rifare la pubblica amministrazione, valutare per realizzare. Quindi bisognava dotare le pubbliche amministrazioni di nuclei di valutazione in maniera estesa, cioè con dei ruoli importanti. Questo è un progetto senza... Io ci sono stato un po' parte, insomma, sostanzialmente fallito nel nostro Paese, nel senso che poi negli ultimi 10 anni è andato un po' in letargo questa idea della valutazione come strumento di realizzazione, complice l'idea delle leggi obiettivo, complice insomma tutta una serie di strumenti giuridici che poi hanno un po' bypassato, eccetera, eccetera. Alcune regioni virtuose hanno comunque provato a farle queste cose lo stesso in termini di valutazione. Altro tema molto importante di criticità sempre all'interno delle pubbliche amministrazioni è il ruolo, il rapporto fra tecnica e politica, fra valutazione appunto del partenariato, dell'opera pubblica in generale e la scelta politica. Qui ci sono i 2 corni del problema, sono semplicissimi in un certo senso, li banalizzo. Da un lato c'è la visione politica che la valutazione mi potrebbe distorcere, mi potrebbe dar fastidio nella realizzazione, io so già quello che voglio fare, con l'effetto che non valutando non scopro i problemi che banalmente potrei scoprire in fase valutativa e quindi non realizzo in tempi e modi dovuti. L'altro corno del problema è che arriva l'esperto e dice beh, ti ho fatto una valutazione costi-benefici perfetta, quindi tu adesso devi realizzare quell'opera che ha il maggior valore aggiunto, quell'opera che ha il maggior tasso di rendimento interno. Questo, lo dico da esperto diciamo, economico, è una stupidaggine. Non si può bypassare la scelta politica. La scelta politica è distributiva, quindi la scelta distributiva potrebbe, il ruolo della valutazione è di informare il decisore pubblico, non di sostituire la scelta informata. Poi uno potrebbe dire, politicamente è più costoso dire che non lo faccio se ho scoperto che quello è meglio di quell'altro, da certi punti di vista, però le scelte politiche sono tutti i giorni, vengono assunte. Questo è un punto importante, perché questa incomprensione fra tecnica e politica ha sostanzialmente relegato la valutazione in un ruolo residuale, burocratico, ci deve essere, quindi bisogna farlo perché la Commissione ce lo chiede, quindi bisogna farlo. E diciamo, qui probabilmente c'è un nucleo problematico che bisognerebbe risolvere in futuro. Altra questione molto importante è che in realtà fare partenariati pubblico-privati nasce il programma di partenariato, ditemi quando devo chiudere immagino. Nasce il programma di partenariato con l'idea, nella legge Merloni, eccetera, queste modifiche poi consolidate, qui abbiamo tutti i giuristi, quindi insomma, fondamentalmente con l'idea che il meccanismo del promotore, che all'epoca era un meccanismo molto invasivo, tanto che è stato sanzionato dalla Commissione europea della concorrenza, molto invasivo, quel meccanismo in cui si diceva che arriva un privato, ti fa tutto, chiavi in mano, tu non devi nemmeno preoccuparti eccessivamente e parte dall'idea che la pubblica amministrazione è incapace di intendere e di volere e noi non è che correggiamo l'incapacità di intendere e di volere, facciamo finta che non ci sia il problema, non accorgendosi che il partenariato non sta nel bando, il partenariato sta nella gestione del rapporto contrattuale per 30 anni col privato. Luciano, ti interrompo un attimo, mi hai chiesto di avvisarti, abbiamo ancora 2 o 3 minuti. Ok, ancora...
Altro punto problematico, classicissimo, l'illusione finanziaria. Lo faccio perché non ho i soldi e quindi lo faccio con i privati. Spesso quando faccio lezioni lo traduco con money for nothing. Forse è vero, vorrebbe dire che i privati ti danno qualcosa senza chiedere nulla in cambio. Non può essere vera una cosa di questo genere. Però questo conduce a operazioni fatte male, perché fatte per il motivo sbagliato, conduce a comprimere l'interesse pubblico, quindi questo è un tema problematico. Poi vi dirò quali sono secondo me le soluzioni su questo, ci sono tanti studi sull'argomento. Tema molto problematico il ruolo delle garanzie, che sono spesso implicite in una serie di contratti, anche esplicite, ma insomma un po' bisogna andare a raschiare per capire dove stanno le garanzie, che hanno degli effetti poi dirompenti però sugli incentivi dei privati, eccetera. Tutta questa parte qua può distorcere il funzionamento del mercato. E ovviamente, ultimo tema è delle criticità degli ultimi 20 anni è come si è formata l'industria finanziaria. Allora, l'industria dei partenariati pubblico-privati. Diciamo che, per farla sempre con l'accetta, nasce il programma con un eccesso di ruolo dei costruttori nei partenariati rispetto ai gestori, e questo ha distorto tante operazioni che sono andate male, vanno male per questo, perché ovviamente l'ottica di lungo periodo è importante e l'ottica di lungo periodo te la dà chi gestisce. Altro punto dolente è nascono queste operazioni, qui lancio la palla, con un ruolo risicato dell'equity investor, cioè di soggetti che non sono né un costruttore né un gestore, ma che fanno investimenti in questa asset class. Non è un asset class, ma insomma vorrebbe esserlo. Ecco, questi sono, e qui si vede perché, l'ultimo punto, l'efficienza energetica invece più o meno ha funzionato, perché può avere operazioni che sono più piccole come dimensione, funziona anche perché è più facile standardizzare i criteri, le performance, non facilissimo, ma insomma è più facile rispetto ad altri settori, perché c'è meno ruolo delle costruzioni. Secondo me questo è un elemento che ha determinato il fatto che, quindi più ruolo di presenza degli investitori, la parte tecnologica di gestione. Quindi questo, diciamo, in controluce spiega perché questo settore ha funzionato abbastanza bene, con luce e ombre, nel nostro Paese. Ultimo punto per il futuro. Qui ci sarebbe tantissimo da dire, ma insomma bisognerebbe aggregare la domanda, quindi fare progetti un po' più grandi, se non parliamo di energy performance contract, ma in altri settori dovrebbero essere un po' più grandi i progetti, se parliamo dei comuni. Bisogna pensare che la pubblica amministrazione deve essere capace di gestirle queste cose nel tempo, quindi investire sulla capacità amministrativa. Teoricamente il PNRR fa queste cose qua, dico teoricamente perché non mi sembra ci sia molta attenzione poi veramente a questo tipo di argomenti. Qui magari mi interesserebbe sentire l'opinione, diciamo, di chi ci lavora. E migliorare il funzionamento del mercato. Qui probabilmente bisogna un po' far crescere la standardizzazione in questo mercato, quindi dare una mano anche alla parte finanziaria, consentire l'ingresso e l'uscita nelle operazioni, studiare dei meccanismi per farlo. In alcuni settori, di nuovo, l'EPC è più semplice, in altri settori è più difficile e probabilmente migliorando questo tipo di tecniche con meccanismi di garanzia eccetera si potrebbe fare. Ultimo punto, qui mi fermo, è quello che ho detto in grassetto. Ecco, se volessimo dare, che cosa si potrebbe fare di più parlando proprio di settore di efficientamento energetico? Beh, prendere le buone pratiche dei partenariati che sono stati fatti guardando ai comuni su se stessi, cioè il comune tipicamente utilizza i propri immobili per fare questo tipo di operazioni, e provare a estendere la logica partenariale al patrimonio privato, quindi fare operazioni per esempio sui quartieri, ovviamente ingegnerizzando opportunamente, qui il ruolo dell'amministrazione comunale e qui l'aspetto giuridico è importante, ingegnerizzando dei partenariati dove c'è il pubblico, non è solo il soggetto che magari ha alcuni immobili, ma è anche il soggetto che coordina anche soggetti privati che mettono a disposizione. Questo potrebbe espandere pratiche che già sono eccellenti nel settore e magari consolidare un po' un caso di eccellenza nel nostro Paese. Scusate se ho preso più tempo, però grazie. Allora, il professor Greco varie volte ha fatto riferimento appunto che alcune questioni vanno affrontate da un punto di vista giuridico e abbiamo appunto due validissimi avvocati sul palco che adesso ci esporranno un po' il quadro giuridico della questione.
Innanzitutto Elena Mitzman, collega di Phil Fisher, che quindi ci farà un po' un inquadramento di quello che è il quadro normativo in cui si colloca il partenariato pubblico-privato, con particolare focus poi sul partenariato in materia energetica. Elena? Grazie Matteo della presentazione, grazie professor Greco, mi ritrovavo molto in alcune cose che ha detto, soprattutto sulla polverizzazione delle stazioni appaltanti, ma forse nel quadro dell'attuazione del PNRR stiamo andando in una direzione di maggiore centralizzazione. Sappiamo che non tutti i comuni potranno avviare i bandi finanziati in tutto o in parte dal PNRR, ma soltanto i comuni capoluogo di provincia oppure le stazioni appaltanti che si siano qualificate. L'ANAC ha quindi avviato questo processo di qualificazione delle stazioni appaltanti, in cui è interessante notare che ci sono delle postille specifiche proprio sul PPP, per cui se le stazioni appaltanti vorranno qualificarsi anche per fare PPP dovranno dimostrare di avere al proprio interno le competenze specifiche per realizzarli. Quindi il messaggio che fare PPP richiede competenze da parte della PA sta passando e i prossimi anni vediamo. Ci sono le premesse per delle novità, staremo a vedere. Allora vado rapidamente, ovviamente in quanto giuristi non potevamo esimerci da qualche chiarimento normativo. Il termine partenariato è usato in molte accezioni più o meno ampie, quella che stiamo usando all'interno di questo evento è quella del partenariato contrattuale e quindi intendiamo come PPP specifici tipi di contratto tra una stazione appaltante e un privato che hanno determinate caratteristiche. La disciplina si trova nel codice dei contratti pubblici, che dedica la parte terza ai PPP e alle concessioni, e la parte quarta ai partenariati, con vari rimandi tra l'uno e l'altro che rendono queste parti come delle scatole cinesi da leggere. A monte c'è una direttiva europea, a valle ci sono le linee guida numero 9 dell'ANAC, aleggianti come una spada di Damocle sull'intero sistema sono le decisioni Eurostat, di cui bisogna tener conto ai fini della contabilizzazione di questi contratti, perché una delle peculiarità dei PPP, per le ragioni che adesso andiamo a vedere, è che possono godere di particolari regole per quanto riguarda la contabilizzazione degli asset oggetto del contratto, che a certe condizioni possono essere contabilizzate a debito del privato, nel bilancio del privato e non nel bilancio della pubblica amministrazione, e quindi è la cosiddetta contabilizzazione off balance, che mi sembra particolarmente interessante anche nell'ottica del PNRR, che ovviamente creerà, ci dispiace ricordarlo, un enorme debito tra qualche anno. Il PNR farà debito e quindi la possibilità di realizzarlo almeno in parte con strumenti come il PPP che alleggeriscono questo aspetto forse è interessante. Le caratteristiche quindi di questi contratti hanno una durata relativamente lunga ma parametrata sull'investimento. Il finanziamento del progetto che viene realizzato è prevalentemente a carico del privato, anche se anche il pubblico contribuisce. L'amministrazione agisce in modo diverso che con un appalto tradizionale, perché pone al privato degli obiettivi e quindi il privato ha una maggiore libertà e autonomia di gestione nell'organizzazione degli strumenti e dei modi per raggiungere quegli obiettivi, quindi siamo più in una logica di obbligazione di risultato che obbligazione di mezzi, se vogliamo in termini molto generali. Il privato ha quindi un ruolo strategico e si assume una serie di rischi relativi alla possibilità di rientrare dell'investimento. Perché? Perché la remunerazione principale è data dallo sfruttamento economico dell'opera o del servizio che ha progettato e realizzato, o con tariffazione a carico dell'amministrazione per una serie di opere, ad esempio ospedali, strutture pubbliche di cui l'amministrazione gode e quindi paga un canone, oppure direttamente a carico degli utenti, esempio le autostrade, quindi tariffazione a carico degli utenti. I due pilastri quindi su cui si fondano questi contratti sono da un lato l'allocazione del rischio in capo all'operatore economico. Nel caso delle concessioni si parla di rischio operativo, nel caso dei PPP si distingue più chiaramente rischio di costruzione dell'asset e poi rischio di disponibilità o rischio di domanda, a seconda che si tratti di un'opera a tariffazione sull'amministrazione o a tariffazione sull'utenza, con l'assunzione da parte del privato del rischio che vi sia più o meno domanda di quel servizio
o il rischio di essere effettivamente in grado di dare all'amministrazione la disponibilità dell'opera che l'amministrazione pretende. Dall'altro lato però il presupposto per l'allocazione del rischio è che ci sia un equilibrio economico-finanziario a monte, per cui che l'opera sia conveniente da un punto di vista economico, possa generare reddito e che vi sia anche la sostenibilità finanziaria, per cui che generi ricavi che nel tempo possono aiutare a ripagare il finanziatore. Quindi sembrano l'una il contrario dell'altra, in realtà sono due presupposti che devono convivere. In astratto l'opera deve garantire un equilibrio economico-finanziario che però non deve essere garantito contrattualmente, perché se il rientro dall'investimento è garantito contrattualmente, allora il rischio non è trasferito in campo al privato. Da qui l'importanza di leggere molto attentamente il contratto e costruire molto attentamente il contratto, perché in ogni clausola si può annidare una garanzia in più per l'operatore o in meno che incide sull'allocazione del rischio. Per raggiungere questo equilibrio economico-finanziario l'amministrazione può pagare un prezzo e quindi dare un contributo, semplicemente per alleggerire, diciamo, l'onere in capo al privato di compiere l'investimento iniziale. La somma però di questo prezzo più del valore economico di eventuali garanzie pubbliche o finanziamenti a carico della PA non può essere superiore al 49% dell'investimento iniziale, e questo è uno dei grandi crucci su cui ci si spende nel PPP, perché definire chiaramente quali fonti di finanziamento entrano o meno in questa soglia del 49% e costituiscono contributo è uno dei grandissimi temi, e purtroppo è anche uno degli elementi di criticità di questa materia, perché si tratta di un limite posto da Eurostat con riferimento alla contabilizzazione dei PPP, che però il nostro legislatore ha recepito nella disciplina generale delle concessioni e dei partenariati, per cui di fatto adesso questo limite del 49% non incide tanto sulla o soltanto sulla contabilizzazione del contratto, ma proprio sulla possibilità effettivamente di chiamare quel contratto PPP o concessione, e alla fine della fiera per un privato sulla possibilità di utilizzare per quel contratto il project financing a iniziativa privata, che è uno dei profili di maggiore interesse. Vado velocemente. La struttura quindi di un contratto di PPP è articolata, perché abbiamo non solo un normale contratto, ma anche una componente economico-finanziaria, un PEF, e una matrice dei rischi, che è uno strumento relativamente innovativo, che permette di mappare tutti i rischi connessi all'operazione, chiarire in capo a chi sono allocati tra amministrazione e privato, quali sono gli strumenti di mitigazione di questo rischio e infine rimandi agli articoli del contratto, per cui matrice dei rischi e contratto si parlano perché c'è un rinvio a ogni singola clausola contrattuale che disciplina l'allocazione di quel rischio e la mitigazione di quel rischio. Vado velocemente ai contratti di EPC per poi dare la parola a Federico. I contratti di PPP, come sappiamo, all'interno del codice sono vari. È molto recente, del 2020, l'introduzione all'interno della normativa di una specificazione sui contratti di rendimento energetico, che ha chiarito come questi contratti possano essere considerati anch'essi contratti di PPP. Il chiarimento è importante perché i contratti EPC hanno una particolarità, per cui la remunerazione del privato non dipende tanto dallo sfruttamento dell'opera come è inteso invece negli altri casi, ma dipende proprio dal risparmio energetico che consente per l'amministrazione, e quindi la precisazione del legislatore è stata proprio questa. Anche un contratto di questo tipo può essere considerato come PPP, ma in effetti lo avevamo già intuito, e in effetti gli EPC erano ampiamente utilizzati prima come PPP, perché c'è chiaramente in un contratto EPC un elemento di trasferimento del rischio che proprio richiama in pieno le categorie del PPP. Vado veloce per arrivare a quali sono poi i cruci a livello Eurostat in materia EPC. Anche qui dobbiamo tenere conto delle indicazioni di Eurostat per costruire un corretto EPC, e quindi possono essere un utile riferimento le linee guida apposite che nel 2018 Eurostat ha pubblicato con riferimento alla contabilizzazione dei contratti EPC.
ma con varie come dire, accortezze e attenzioni. Punto primo, sono un documento non vincolante. Punto secondo, sono un documento relativo proprio alla contabilizzazione on balance o off balance dei PPP, e quindi va sempre tenuta in mente questa peculiarità. Detto questo, sono comunque un utile strumento per decifrare un contratto EPC e capire se il rischio è stato correttamente allocato in capo al privato. Qual è il rischio dei contratti EPC? Il rischio che un certo obiettivo di risparmio energetico sia o meno raggiunto grazie ai lavori realizzati dal privato sull'edificio, sull'opera in questione. Su questo incidono, e con questo vado a chiudere, una varietà di dati, per cui si dovrà guardare a elementi che vanno dalla titolarità degli asset a come vengono manutenuti, a come sono garantiti i pagamenti al privato, quali sono i meccanismi di finanziamento previsti, se è prevista o meno una chiusura la possibilità di una chiusura anticipata del contratto e come sono disciplinate eventuali indennizi o meno a carico del privato. Due esempi proprio per chiudere. Da due sentenze, perché sempre in quanto avvocati non possiamo esimerci dal guardare alla giurisprudenza, ma almeno cominciamo ad avere un po' di pronunce anche sui contratti EPC costruiti come PPP che ci danno un minimo di orientamento e che come operatori quindi è sempre un buon punto di riferimento. Una recentissima proprio di aprile, molto interessante perché chiarisce uno degli equivoci in cui a volte cade l'amministrazione. Pensa che l'allocazione del rischio in capo al privato significhi che allora al privato non deve essere garantito nulla e sia una specie di il contratto sia una specie di salto nel vuoto. Non è così, al privato deve essere garantita una conoscibilità dei costi che dovrà sopportare nel tempo. In questo caso la diatriba era sulla costruzione di un piano di manutenzione, per cui l'amministrazione aveva ben pensato di costruire un bando in cui nel PEF non erano stimati i costi di manutenzione. Perché? Perché si diceva tanto la manutenzione è un rischio che si assume il privato. Verissimo, però questo non significa che una stima dei costi non vada inserita nel PEF, sarà poi a carico del privato restare o meno in quei costi e capire se sono o meno sostenibili. Però ecco, questo è un esempio di equivoco. Ultimo esempio di equivoco, come va costruito il canone. Attenzione che non basta chiamare un qualcosa canone perché quella cosa sia effettivamente un canone. All'interno di un contratto di PPP e di EPC il canone deve essere effettivamente collegato a un rischio a carico del privato e non può essere semplicemente il pagamento dei costi di costruzione dilazionato nel tempo, perché sennò si trasforma in un prestito improprio, in una sorta di mutuo mascherato. Il canone quindi deve essere sempre connesso al rispetto di determinati standard. Questo ce l'ha chiarito, già lo sapevamo, ma è molto interessante questo parere della Corte dei Conti, che chiarisce che anche il canone in un EPC dove non ancorato alla riduzione insomma all'efficientamento, al livello di efficientamento energetico garantito, ma se costruito come un canone fisso nel tempo, può costituire un contributo pubblico mascherato e quindi rientrare in quel famigerato 49% che ci fa crollare l'intera operazione. Quindi ecco, moltissima attenzione nel costruire i contratti e chiudo. Scusate. Grazie. E allora, senza ulteriori indugi, la parola a Federico Chiopris, sempre avvocato di Phil Fisher. Phil Fisher è molto rappresentato in effetti in questo panel e che ci parlerà delle criticità contrattuali, perché una cosa è il profilo poi della costruzione del partenariato e poi tutte le conseguenze contrattuali però dove ci possono essere milioni di problematiche. Si sente? Sì. Allora io andrò per pillole perché dalla regia mi fanno segno che siamo già abbastanza tardi. È andato in loop lo schermo? Sì, esatto. Ok, grazie.
Allora, io mi ricollego a quello che ha appena detto Elena rispetto proprio alla sentenza del Consiglio di Stato che è uscita circa un mese fa, che è stata tra l'altro anche menzionata dal consigliere Giacomazzo questa mattina di ANAC, e che sottolineava appunto l'importanza di come si costruisce il contratto, nel senso che probabilmente la principale criticità di un contratto di PPP in generale è proprio il contratto stesso, cioè come lo si scrive, perché quella sentenza andava a censurare proprio un difetto sostanzialmente di strutturazione effettivamente dell'allocazione del rischio di per sé, no? E di una sua indeterminatezza. Questo però è qualcosa che, diciamo, riguarda i PPP in generale. Se vogliamo poi invece calarli un po' nella nostra esperienza di contratti nel settore dell'energia e dell'efficienza energetica, abbiamo avuto alcune esperienze, diciamo, negative, nel senso che abbiamo dovuto mettere un tampone a situazioni che non erano state probabilmente adeguatamente previste, no? E questo è un problema che riguarda soprattutto il tema degli incentivi, no? Allora, è stato citato più volte il contratto EPC, anche questa mattina il consigliere Giacomazzo ha spiegato in che cosa consiste il contratto EPC, lo ha appena ricordato anche il professor Greco, lo ha appena ricordato anche Elena. Il contratto EPC, che è un contratto nominato ma non tipizzato, significa che c'è una definizione di questo contratto in una norma di legge, il decreto legislativo 102 del 2014, però poi non è un contratto che ha una sua specifica disciplina. Fatta eccezione, probabilmente chi opera nell'ambito dell'efficienza energetica questa tabella la conosce a memoria, per l'allegato 8 del decreto legislativo 102, che definisce gli elementi minimi che devono comparire in un contratto EPC stipulato con una pubblica amministrazione. Ecco, diciamo, la principale criticità che riscontriamo nei contratti EPC stipulati fra la ESCO e la pubblica amministrazione sta proprio nel fatto che a volte non è chiaro, forse anche tra l'altro per una difficoltà a interpretare questa normativa, questo elenco di elementi minimi che non è diciamo del tutto comprensibile, almeno a nostro avviso in alcuni punti. La principale criticità sta nel riuscire a identificare il rispetto di questi requisiti nei contratti stipulati con le amministrazioni. Qual è la conseguenza più rilevante del mancato rispetto di questi requisiti minimi? Ci sono, diciamo, alcune criticità che però sono talmente macroscopiche che potrebbero portare addirittura a definire il contratto nullo, ma queste adesso non le affrontiamo nemmeno, perché proprio è un caso assolutamente diciamo, chiamiamolo pure borderline, perché è esattamente un caso borderline. Ma il rischio principale è che laddove il rispetto di questi requisiti sia necessario anche per accedere a un incentivo, che spesso nei progetti che abbiamo esaminato, tra l'altro è una componente molto importante per la controparte privata, perché ovviamente se va a finanziare parte dell'intervento e diciamo, è un incentivo che è a beneficio della parte privata, ovviamente l'eventuale diniego o la decadenza dall'incentivo può comportare un potenziale problema. Questo perché? Perché tipicamente poi si andrà a discutere sul perché questo incentivo non è stato garantito e quindi a litigare. Dopodiché c'è, diciamo, una seconda categoria di rischi contrattuali che sono sempre legati agli incentivi, che abbiamo notato nella nostra esperienza. Questo perché? Perché spesso i contratti PC sono stipulati guardando bene anche all'elenco che abbiamo appena visto contenuto nel decreto 102, però c'è una scarsa regolazione di ciò che invece riguarda il rapporto fra il privato e la pubblica amministrazione con riguardo agli incentivi. Tipicamente i regimi incentivanti a cui possono accedere questa tipologia di contratti, facciamo un esempio il conto termico oppure i certificati bianchi, hanno tutta una serie di obblighi che a nostro avviso andrebbero chiariti anche in sede contrattuale, perché se non sono adeguatamente chiariti spesso poi si va a discutere effettivamente sulla parte in capo alla quale questi gravavano. Vi faccio un esempio. Spesso gli incentivi vengono rilasciati sulla base di autodichiarazioni
rilasciate ai sensi del decreto 445. Poi ovviamente queste dichiarazioni in qualche modo andranno comprovate in caso di controllo, quindi sarà necessario mantenere della documentazione atta a comprovare il rispetto dei requisiti che la normativa incentivante richiede per quel tipo di incentivo. Faccio un altro esempio. Spesso e volentieri quando si tratta di contratti che hanno ad oggetto anche l'installazione di impianti di produzione di energia, facciamo esempio cogeneratori, impianti fotovoltaici, spesso le normative incentivanti richiedono la proprietà o quantomeno la disponibilità del bene. E questi sono aspetti che, se non sono accuratamente regolati, poi possono portare a criticità. Allora, diciamo, come mitigare questo rischio? Innanzitutto un esempio può essere proprio suddividere contrattualmente gli oneri che stanno in capo a ciascuna parte. Quindi ci saranno ad esempio dei documenti che andranno conservati a carico, facciamo un esempio, del comune, nel caso in cui ci sia una serie di documentazione che può avere ad oggetto, ad esempio, nel caso di impianti di, mi dicono di tagliare, adesso taglio, scusate, ad esempio nel caso di impianti di produzione di energia elettrica c'è tutta una documentazione che deve essere allegata diciamo, ad esempio il libretto d'impianto oppure, che ne so, la licenza di officina elettrica, bisogna stabilire contrattualmente a chi è in capo l'obbligo di conservare questi documenti. Altro caso tipico, il cumulo di incentivi. Generalmente in riferimento a un medesimo progetto il cumulo di incentivi è vietato dalla normativa oppure in qualche modo è quantomeno regolato, per cui si dice questo incentivo, ad esempio il conto termico, è cumulabile con altre tipologie di incentivi ma nel rispetto di questi limiti. Allora bisognerà prevedere degli impegni reciproci per fare in modo che i cumuli non vengano superati. Allo stesso modo prima il professor Greco ha citato il tema delle garanzie. Allora ad esempio in questo caso le garanzie generalmente non coprono la perdita di incentivi o spesso ci siamo accorti che non erano sufficientemente coperte. Quindi ad esempio si potrebbero prevedere degli accordi di manleva, per cui se una parte beneficerà completamente dell'incentivo, tutto quello che invece è a carico dell'altra parte che potrebbe far venire meno l'incentivo, in qualche modo una parte dovrà manlevare l'altra. Faccio un'ultima battuta, 1 minuto mi dicono, quindi devo proprio correre tantissimo, il tema di cosa succede quando si va a litigare e quindi quando ad esempio appunto si incorre in una decadenza di incentivi o quando ad esempio in un contratto che ha ad oggetto delle prestazioni energetiche molto specifiche, soprattutto immagino, facciamo un esempio, quei contratti che prevedono degli algoritmi molto complessi di calcolo del prezzo, soprattutto quando c'è la fornitura di un vettore energetico, ci si potrebbe mettere di fronte a un classico dilemma. Da chi andiamo a litigare? E cioè andiamo dal giudice ordinario oppure ad esempio lo risolviamo con un sistema alternativo quale potrebbe essere un arbitrato? Allora, ancora molti anni fa ricordo che in un convegno tipo questo, quando il contratto IPC nel decreto 102 esisteva da pochissimo tempo, quindi era un contratto praticamente neonato, avevamo dato dei suggerimenti, ancorché in ambito del settore privato, a chi era presente a quel convegno, che era preferibile rivolgersi a un giudice privato. Questo perché? Perché il diritto dell'energia è una materia che non viene studiata all'università, di cui spesso la magistratura ordinaria non conosce bene i meccanismi e forse non li comprende neanche, ma non ovviamente per un'ignoranza di fondo, per la semplice ragione che è un diritto molto giovane e in cui i rapporti anche diciamo contrattuali non si è litigato abbastanza sopra gli stessi. E quindi noi suggerivamo di rivolgersi a un giudice privato. Qui vado a concludere. A distanza di qualche anno, perché stiamo parlando di 5-6 anni fa, ci sentiamo di dare la stessa ragione, perché poi alla prova del 9, cioè alla prova della giurisprudenza, abbiamo capito che la magistratura ordinaria non ha probabilmente ancora ben capito come funzionano i rapporti fra le ESCO e i soggetti efficientati. Ultimissima battuta, questo ovviamente però è particolarmente problematico nel caso dei contratti pubblici,
perché a differenza dei contratti privati, diciamo, il ricorso all'arbitrato non è completamente libero. Ci sono dei vincoli che sono posti negli articoli 209 e 210 del codice dei contratti pubblici, per cui comunque, ad esempio, la nomina del presidente non è libera, ma deve passare necessariamente in taluni casi per la Camera arbitrale istituita dall'ANAC. Comunque, e qui chiudo davvero, abbiamo rappresentato questa bilancia che è leggermente pendente verso destra, e cioè resta comunque a favore dell'arbitrato. Questo se non altro perché il giudice privato spesso e volentieri può avere una maggiore competenza rispetto al tribunale ordinario. Ecco, chiedo scusa se ho dovuto tagliare moltissimo, ma purtroppo i tempi sono questi. Bene, il professor Greco prima parlava anche dell'importanza della valutazione, no? All'interno della costruzione dei partenariati, e Regione Veneto ha un'esperienza molto interessante, questo è un nucleo di valutazione. A posto? Ok. La Regione Veneto ha questa esperienza molto interessante del NUV, che fornisce costantemente supporto sia agli uffici regionali e sia ai comuni in materia di costruzione dei partenariati. E il dottor Pelloso, non mi dilungo oltre per lasciare spazio ai relatori, il dottor Pelloso ci illustrerà il senso di questa esperienza, struttura con la quale peraltro abbiamo spesso collaborato in passato e abbiamo apprezzato la professionalità. A lei, dottor Pelloso. Sì, grazie dell'invito e complimenti per l'organizzazione. Lasci pure di professore. Mi sembra di capire che il mio intervento inizia già a tempo scaduto, quindi no, qualche secondo a disposizione. Bene. Allora, il NUV nasce a fine degli anni 90 e per quanto riguarda il partenariato pubblico-privato, il NUV esiste in ogni amministrazione regionale. Per quanto riguarda il partenariato pubblico-privato, ha competenze in tema di valutazione delle proposte di finanza di progetto, in cui il programma di spesa sia predominante da parte della Regione, ma soprattutto, poi nell'esperienza concreta per quanto riguarda il settore dell'energia, dà assistenza alle amministrazioni locali e promuove quella che è un incremento, un miglioramento delle competenze. Prima veniva ricordato come il tema di una simmetria di competenze ha fatto sì che all'inizio il PPP fosse nato con grandi aspettative, forse in virtù anche della incapacità della pubblica amministrazione di interloquire correttamente, quando invece forse sarebbe stato opportuno un percorso contrario, ma questa è la storia, ecco. E quindi sia promozione, sia corsi di formazione, sia assistenza alle pubbliche amministrazioni che ne facciano richiesta. Per quanto riguarda la finanza di progetto, in particolare l'energia, il NUV non si è ancora pronunciato. Io ho fatto parte 5 anni del NUV, adesso da un anno mi pare non sono più componente per una questione di rotazione, ma mi dicono le colleghe, il NUV si è limitato come segreteria tecnica a dare dei pareri, quindi non delle formali deliberazioni da parte del nucleo. E ha riguardato, per quanto riguarda questa attività, per quanto riguarda l'energia, appunto l'adeguamento alla normativa e alla gestione degli impianti di illuminazione, la videosorveglianza, l'energia per gli stabili comunali, eccetera. Vedete in questa slide che potete riguardarvi. Quali sono le criticità emerse in questo periodo di valutazione? Un tema importante riguarda l'aggiornamento del canone, no? Nel senso che questo è un tema estremamente delicato, nel senso che il rischio di fluttuazione dei prezzi dell'energia deve rimanere dentro a uno standard di rischi quantomeno conosciuti. E qui il tema si fa delicato perché quanto un rischio è conosciuto, quanto diventa straordinario, probabilmente la drammatica situazione che stiamo vivendo farebbe propendere per una situazione straordinaria, ma in tanti altri casi appunto di gestione, evidentemente il tema del rischio è un tema che deve essere assolutamente attenzionato. Un altro aspetto importante che la segreteria tecnica del NUV ha riscontrato riguarda la responsabilità civile e penale del concessionario per danni derivanti dall'interruzione del servizio. Il terzo riguarda l'adeguamento degli impianti.
perché ovviamente vi è una obsolescenza tecnologica, ma anche forse un'obsolescenza normativa, e quindi questo è il tema dell'adeguamento delle strutture tecnologiche. Il tema poi della manutenzione ordinaria e straordinaria, quanto è in capo al concedente, quanto in capo al concessionario, la riconsegna degli impianti in perfetto ordine, l'inserimento nel PEF di ogni contributo statale di sicura erogazione. Nell'eventualità della corrisponsione di un prezzo, lo stesso deve essere precisamente determinato all'interno del piano economico-finanziario, come veniva prima anche ricordato. Il tema poi della revisione del PEF, nei soli casi in cui vi sia una alterazione concreta dell'equilibrio economico-finanziario derivante appunto da rischi che non sono in capo al concessionario. L'assenza di garanzie a favore del concessionario da parte del concedente, il quale resterà comunque estraneo al rapporto con i terzi finanziatori. L'efficacia della convenzione, l'impegno ad acquisire la conoscenza dei siti sin dall'inizio da parte del concessionario, in modo tale da evitare che ci siano degli imprevisti e delle difficoltà nella attivazione del servizio, nel mantenimento del servizio. Per quanto riguarda il piano economico-finanziario, devono essere inseriti nel PEF tutti i contributi statali ed europei di sicura erogazione, come avevo detto prima. Il tasso interno di rendimento di progetto, pur potendo avere degli importi moderati, in quanto ricordiamo che sono contratti pubblici, quindi comunque sono finalizzati al soddisfacimento di bisogni pubblici, deve in ogni caso presentare un valore superiore al tasso di indebitamento, quindi la gestione caratteristica deve coprire anche il servizio del debito. Ecco, nell'ambito delle analisi svolte in questi anni il NUV ha rilevato, meglio la segreteria tecnica del NUV ha rilevato che negli anni il settore dell'energia ha suscitato sicuramente un interesse maggiore. Le prime procedure di project finance risalgono ancora al 2005, almeno quelle passate per delle valutazioni all'interno dell'amministrazione regionale, e sostanzialmente le iniziative osservate hanno riguardato il fotovoltaico, il teleriscaldamento, le biomasse e gli impianti idroelettrici. Qui nelle slide vi presento una situazione, un caso di studio, pre-intervento e post-intervento. Potete notare la situazione pre-intervento con questa è la tecnica usata dal NUV per valutare i progetti, nel senso che ex ante si verifica com'è la situazione rispetto a una media di mercato e poi si procede a una verifica ex post. Ve le lascio proprio per una visione tranquilla, ecco, e con calma. Queste sono le iniziative in Veneto che appunto riguardano gli ambiti prima citati, e concludo dicendo che mi pare che il tema, provando anche un attimino ad allargare, il tema degli effetti degli investimenti sia del partenariato pubblico-privato ma anche in generale delle politiche pubbliche è un tema che sta tornando, come dire, molto in auge. Parliamo spesso di impatti, adesso sto allargando il tema, però sul PNRR o comunque all'interno della programmazione comunitaria o di altri approcci si sta parlando sempre di più di valutare gli impatti delle politiche pubbliche, in cui evidentemente interventi specifici di partenariato pubblico-privato giocano un ruolo importante, quindi il tema proprio della valutazione, in questo caso di carattere finanziario, ma anche in termini di effetti delle politiche, è un tema, un argomento che sta crescendo sempre di più. Ecco, lo do come spunto di riflessione, visto che prima veniva citato correttamente il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Grazie. Grazie anche per la capacità di sintesi che veramente abbiamo apprezzato, e adesso io allora lascio la parola al comoderatore Giorgio Castorina, che chiama sul palco allora il restante panel di relatori, ringraziando moltissimo quelli che hanno parlato sino a questo momento. Allora, dopo questa prima parte più teorica, diciamo, scendiamo in campo, no? Chiamiamo gli attori che ci mostrano dei casi aziendali, dei progetti che hanno sviluppato. Allora io chiamerei sul palco
Stefano Amadori, di Acegas, APS Amga, Servizi Energetici, ASE Era Luce, devo leggere necessariamente perché a memoria non lo posso ricordare, il dottor Pietro Paoli, responsabile team investimenti di Silloc, e il dottor Ricciardi, responsabile sviluppo PA per Renovit. Grazie. Allora, come scaletta degli interventi abbiamo il dottor Pietro Paoli. Lei ha delle slide, no? Allora prego la regia di mettere le slide del dottor Pietro Paoli, che prima il professor Greco ci ha, diciamo, ha annunciato, che ha parlato del ruolo dell'equity investor. Allora vediamolo adesso come Silloc vede il ruolo dell'equity investor nei progetti di partenariato pubblico-privato. Prego, dottor Pietro Paoli. Buon pomeriggio, grazie dell'invito e grazie soprattutto di questa occasione per poter raccontare empiricamente come la società per la quale lavoro investe proprio in operazioni di partenariato pubblico-privato. Noi siamo una società che ha sede qui a Padova, una società di investimento ma anche di consulenza, e abbiamo questo focus veramente molto profondo ormai anche negli anni proprio sul partenariato pubblico-privato, quindi tutte le tematiche che ho sentito prima raccontare, narrare, le abbiamo vissute, le viviamo, abbiamo le nostre cicatrici addosso, e quindi mi fa molto piacere poter rappresentare e raccontare direttamente la nostra esperienza. Non entro molto negli aspetti tecnici, giuridici, perché sono stati ampiamente rappresentati dai relatori che mi hanno preceduto. Sottolineo solo che appunto queste operazioni di PPP permettono di poter costituire una società veicolo all'interno del quale il soggetto investitore può intervenire, quindi ha questa, diciamo, capacità di poter entrare all'interno di questi veicoli anche prima del collaudo definitivo dell'opera, quindi può essere un attore, l'investitore, che accompagna sin dall'inizio la compagine che ha realizzato e costituito il progetto. Noi siamo operativi dal 2006, abbiamo fatto veramente numerose operazioni in più settori, non solo in quello dell'efficientamento energetico, ma anche nella trasformazione urbana, nella sanità, ma effettivamente l'energia oggi è uno di quei settori in cui siamo particolarmente attivi, in cui abbiamo fatto molta esperienza e in cui vorremmo farne altra. Queste sono 4 operazioni all'interno del quale Silloc è azionista di maggioranza. Come vedete, Progetto Naonis è una società di progetto che sta in questi giorni efficientando tutto il patrimonio immobiliare del comune di Pordenone, con appunto un ruolo di Silloc come equity investor che detiene l'80% del capitale di questa società. Chiaramente sono tutte operazioni sviluppate assieme ad un partner industriale, perché poi effettivamente chiaramente le iniziative vengono implementate, realizzate e gestite da degli interlocutori industriali, però la presenza di un equity investor può oggettivamente portare a queste iniziative, non solo per il privato e quindi non solo per la società di progetto, ma anche per il concedente e per il pubblico, dal mio punto di vista, dal nostro punto di vista, dei vantaggi importanti. Cito Belgest, che è un'altra iniziativa che è di efficientamento energetico dell'ospedale Bellaria di Bologna, dove abbiamo realizzato e stiamo gestendo, ormai siamo arrivati veramente alla fine della concessione, la durata era una durata, mancano 2 anni, quindi per dimostrare e per sostenere che le iniziative ben strutturate, ben costruite da tutti i punti di vista hanno poi la capacità di arrivare anche a termine, di arrivare alla conclusione di questi percorsi che molto spesso sono oggettivamente molto, molto lunghi. Altra iniziativa su cui poi farò un velocissimo focus è Progetto ISO, che è un'altra importante operazione di PPP sempre su un ospedale bolognese, l'ospedale Sant'Orsola Malpighi, dove attraverso questa operazione di PPP è stato realizzato l'impianto di trigenerazione che serve in qualche modo, ha servito e sta servendo a ridurre di addirittura un 30% i consumi energetici di un ospedale. Gli ospedali sono edifici estremamente energivori e quindi questo tipo di operazioni sicuramente hanno la possibilità di contribuire in maniera significativa. Anche questa è un'operazione ancora oggi in corso, 40 milioni di investimento, quindi un'iniziativa oggettivamente molto significativa anche in termini di investimento, e vi posso assicurare che tutte le tematiche, le problematiche, le difficoltà che sono state rappresentate anche in questo tipo di iniziative vengono incontrate. Ma allora perché
l'intervento di un equity investor e quindi di un interlocutore che ci mette il proprio capitale non di debito, quindi non è la banca che fa il finanziamento project, che è l'altro elemento necessario per finanziare queste iniziative, ma il ruolo dell'equity investor è il ruolo di un interlocutore che investe i propri capitali per rimanere all'interno di queste società per tutta la durata della concessione. Quindi ha l'assoluta evidente esigenza che queste operazioni siano costruite da tutti i punti di vista, in primis chiaramente l'equilibrio economico-finanziario, ma anche tutto quel corredo giuridico, legale, di assoluta necessità che sia assolutamente costruito adeguatamente. E quindi il ruolo dell'equity investor, soprattutto, e qui lo dico come Fasinloc, che interviene addirittura nelle fasi di gara, cioè accompagna il partner industriale prendendosi l'impegno di intervenire anche nelle fasi di procedura pubblica, dà una serenità complessiva che l'iniziativa sia costruita da tutti i punti di vista in maniera sana, solida e adeguata, perché molto spesso chiaramente il punto di vista del partner industriale, che ha un'ottica molto spesso legata proprio agli aspetti poi tecnici di implementativi, vedono chiaramente il progetto da implementare, la parte realizzativa, la costruzione e poi la gestione, ma non hanno a volte quella indipendenza o autonomia di valutare il progetto invece anche da quegli altri punti di vista. La presenza di un equity investor può essere proprio l'interlocutore che contribuisce e dà una mano al partner industriale proprio per realizzare nella maniera più solida. È un interlocutore che rimane per tutta la vita della concessione e quindi ha la necessità di monitorare adeguatamente anche nel corso della vita di questi progetti. Quindi anche questo aspetto abbiamo verificato poi empiricamente che questa presenza dà proprio un contributo anche nelle fasi successive, nel dialogo con il concedente, nel dialogo con gli attori che gravitano intorno all'iniziativa. Non da ultimo anche la capacità poi di dialogare verso il sistema bancario, quindi riuscire a bancare queste iniziative che poi, come è evidente, spesso hanno anche il bisogno di accendere finanziamenti project, che anche lì sono finanziamenti articolati, complessi da ogni punto di vista. Quindi sicuramente questa presenza di un interlocutore di equity investor può sinceramente dare un importante contributo collettivo. Chiaro, l'obiettivo finale rimane sempre quello di avere una remunerazione e una redditività da parte di questi interventi, però è anche vero che proprio questo unico obiettivo fa sì che la presenza all'interno di queste iniziative dia oggettivamente questo contributo. Si può fare PPP nell'efficientamento energetico? Assolutamente. Questo ospedale e questa iniziativa ne è un po' anche un esempio concreto. È la prima iniziativa in Italia che è riuscita ad accendere un project bond, che è un'altra forma di copertura finanziaria di queste iniziative, permettendo poi la sottoscrizione integrale di questo project bond da parte del Fondo Europeo di Efficientamento Energetico. E ripeto, anche qui secondo me la presenza di un equity investor nella compagine è stato ed è un elemento che ha contribuito a poter anche in termini di velocità, di efficienza, realizzare queste iniziative. E soprattutto, essendo l'equity investor un interlocutore che ha appunto delle risorse finanziarie dedicate proprio a questi investimenti, anche quell'interlocutore che nei momenti magari di difficoltà, perché possono comunque intercorrere situazioni anche di tensione all'interno di queste progettualità, può avere quella capacità finanziaria che magari il partner industriale più legato alle dinamiche del proprio core business può far fatica ad avere. Concludo dicendo che siamo talmente convinti che l'efficientamento energetico sia un ambito di assoluto interesse e di assoluta potenzialità, oltre ad essere un investitore con le proprie risorse, con i propri capitali, siamo da poco tempo anche advisor di questo nuovo fondo che si chiama Ver Capital Sidlock Transition Energy Fund, che è proprio dedicato alla transizione energetica, quindi ha proprio l'obiettivo di investire le risorse in operazioni di partenariato pubblico-privato con un focus specifico sull'efficientamento energetico.
il patrimonio immobiliare pubblico è obiettivamente necessita in maniera veramente molto significativa di questi interventi di efficientamento energetico, e riteniamo che il PPP possa essere assolutamente uno strumento efficace, e quindi, come dire, siamo anche partiti con un'iniziativa dedicata raccogliendo capitali sul mercato. Intanto, ringraziandola per la sinteticità, però ne approfitto io per fare una domanda. Assolutamente. Allora. Come l'equity investor diciamo, sta affrontando, sta vedendo l'avvento del PNRR e tutti questi progetti che possono partire, quindi diciamo, se il PPP può seguire l'onda del PNRR? Assolutamente sì, è una grossa opportunità, e il PPP può permettere di mettere sul tavolo delle amministrazioni pubbliche le progettualità che il PNRR ha bisogno di investire, e lo può fare con una tempistica efficiente e veloce, proprio perché, come dire, queste progettualità possono essere messe sul tavolo dal privato, quindi lo può fare con quelle tempistiche molto più rapide e più veloci. Quindi riteniamo assolutamente che il PPP sia un'opportunità, soprattutto il PNR sia un'opportunità per il PPP molto significativa, e quindi su questo, come dire, anche le progettualità che stiamo analizzando, che stiamo valutando, hanno sicuramente questo binomio molto, molto saldo. Non a caso state facendo partire il fondo Transition Fund. Allora, intanto ringrazio, e adesso passo un applauso ovviamente, e passo la parola a Stefano Amadori, che ci presenterà alcuni casi di studio del gruppo ERA. Oppure vuoi rimanere qui? No, a posto. Ok, prego Stefano. Sì, se carica la presentazione. Caricata. Perfetto. Io oggi vi trasferisco quella che è l'esperienza del gruppo ERA in ambito ESCO. Vi ho preparato una presentazione che ricalca un po' quello che è il percorso del gruppo e anche le esperienze concrete che abbiamo attuato ad oggi. Faccio una breve premessa: il gruppo è la principale multi-utility per capitalizzazione quotata in borsa, il primo operatore in Italia per trattamento rifiuti, il secondo per ciclo idrico integrato, il terzo per vendita di gas ed energia elettrica. Un gruppo che occupa oltre 9.000 dipendenti ed è presente in oltre 300 comuni per i servizi erogati. All'interno del gruppo e all'interno di Acegas APS Amga, società controllata al 100% del gruppo, che a sua volta detiene anche il 100% delle due ESCO, Acegas Servizi Energia e Era Luce per l'illuminazione pubblica, abbiamo un'esperienza che vi riportiamo all'interno di quelli che sono i servizi energetici con una logica di project financing, quindi uno strumento del PPP che in questi anni, in particolare a partire dal 2015, abbiamo messo a terra, portando anche dei benefici a livello economico, ambientale e sociale. Acegas APS Amga Servizi Energia è la società del gruppo che si occupa di interventi di efficienza energetica per gli edifici, ed Era Luce è la società del gruppo che si occupa di illuminazione pubblica da circa 20 anni, presente su 15 regioni, gestisce oltre 180 comuni, in una logica di economia circolare e sostenibilità ambientale. Allora arriviamo un po' al cuore della giornata, che è il ruolo che come ESCO mettiamo a terra quotidianamente, e vi ho riportato qui alcuni degli elementi distintivi dell'essere una ESCO oggi. Oggi essere una ESCO significa essere un partner strategico per le pubbliche amministrazioni in qualità di soggetto abilitante, di promozione e anche di accelerazione di quelle che sono tutte le iniziative sull'efficienza energetica che le pubbliche amministrazioni possono mettere in atto. Ci sono diversi elementi distintivi all'interno del ruolo che una ESCO può attuare oggi. Un ruolo, vi dicevo, di elemento abilitante e anche di accelerazione per mettere a terra proprio il project financing, un ruolo per supportare e veicolare anche le pubbliche amministrazioni nell'obiettivo dell'efficientamento energetico e della transizione energetica ed economica, un ruolo per garantire innovazione e sostenibilità. Le ESCO normalmente sono società che hanno una verticale specializzazione in un determinato settore e, essendo Energy Service Company, sono in grado anche di garantire quelle che sono le performance energetiche e tutti gli elementi che i miei colleghi che hanno parlato precedentemente vi hanno esposto nelle caratteristiche del PPP, quindi dell'articolo 180 del decreto 50
e in particolare del 183 decreto 50, ossia il project financing. La ESCO oggi consente all'amministrazione di ricevere una proposta dedicata, una proposta tailor made, una proposta tagliata su misura, in grado di rispondere anche a determinati vantaggi per l'ente stesso. Innanzitutto un'accelerazione dei tempi, la riduzione dei costi per il bene gestito e riqualificato, un trasferimento dei rischi, il rispetto dei vincoli di bilancio e poi tutti quegli elementi che ricalcano all'interno delle logiche della sostenibilità ambientale, dell'economia circolare e dell'uso intelligente dell'energia e delle risorse. Il gruppo ERA declina questi concetti di ESCO all'interno delle proprie Energy Service Company attraverso 3 driver principali: l'uso intelligente dell'energia, l'uso efficiente delle risorse e l'innovazione. All'interno di queste logiche declina anche quello che è il valore condiviso in un approccio sistemico di responsabilità sociale e di sostenibilità. E allora tutto il modello di progettazione che le ESCO del gruppo propongono alle pubbliche amministrazioni è un modello che è inquadrato all'interno delle politiche europee, all'interno dell'agenda urbana per lo sviluppo sostenibile, all'interno del Green Deal europeo. In particolare tutti i progetti sono inquadrati all'interno di 3 palinsesti: il palinsesto delle tecnologie smart, il palinsesto della sicurezza degli impianti gestiti e il palinsesto della sostenibilità ambientale, in una logica di resilienza degli impianti gestiti, in una logica più ampia di efficientamento. Vi riporto qui qualche elemento distintivo. Vi ho voluto trasferire come Acegas APS Amgas Servizi Energetici negli ultimi 3 anni, quindi dal 2019 al 2021, ha messo in atto sulla pubblica amministrazione questa sua qualità di ESCO. In questi 3 anni abbiamo investito oltre 30 milioni di euro per la riqualificazione della pubblica amministrazione, ottenendo risparmi da energia elettrica pari alle emissioni di oltre 440 tonnellate di CO2 e per risparmi di gas metano pari a oltre 2.000 tonnellate di CO2 non emesse in atmosfera. Era luce, vi dicevo, è la società del gruppo che si occupa invece di illuminazione pubblica, e prima anche un mio predecessore ha proprio parlato di questa casistica, un'azienda che opera da anni nel settore, e vi ho voluto riportare in alto a destra quella che è l'esperienza, quelli che sono stati i risultati che abbiamo ottenuto dal 2014 al 2021. In particolare, come vedete, con le amministrazioni pubbliche che ci hanno seguito nel project financing che abbiamo proposto, abbiamo ottenuto oltre 56 milioni di kilowattora anno risparmiati, pari a oltre 18.000 tonnellate di anidride carbonica non emesse in atmosfera, equivalente quindi, per capirci, al risparmio pari al consumo di oltre 20.000 famiglie, quasi 21.000 famiglie. Quando consideriamo, Giorgio, una famiglia media di 2 persone e mezzo che consumano 2.700 kWh anno. E allora questo è un po' il risultato che abbiamo ottenuto nella logica dei progetti di efficientamento energetico dal 2014 al 2021. Ma abbiamo voluto anche trasferirvi oggi quello che è il valore che apportiamo all'interno di tutta la durata contrattuale di queste concessioni, in particolare nella durata contrattuale di questi servizi otterremo oltre 1 terawatt ora anno di energia risparmiata, quindi pari a oltre 380.000 tonnellate di anidride carbonica non emesse in atmosfera, pari quindi, per capirci, al risparmio dei consumi di oltre 430.000 famiglie. E tornando nell'equivalenza delle famiglie, queste oltre 30.000 famiglie porta a circa 1 milione di abitanti. Quindi, per darvi un dato importante, il contributo che come gruppo e come ESCO del gruppo abbiamo messo a terra in questi anni è un contributo equivalente al consumo medio del 2% della popolazione nazionale. Vi porto alcuni case history di successo. Questo, come vedete, è Misano Adriatico, oltre 5.000 punti luce riqualificati, un risparmio energetico di oltre il 70% e, come vedete,
un elemento distintivo dei project, che è sì ottenere l'efficientamento energetico, ma anche ottenere la rigenerazione urbana, la valorizzazione e il decoro urbano. Vedete che abbiamo attuato quelle scelte estetiche di arredo in grado di rigenerare quello che è anche la vita della comunità esistente, soprattutto poi in località che hanno una peculiarità spiccata per il turismo. Lo stesso per Cervi, ad esempio, un altro comune su cui abbiamo ottenuto oltre il 70% di risparmio energetico per oltre 10.000 punti luce riqualificati. All'interno del project financing, ovviamente, per accollarsi poi tutti i rischi di cui hanno parlato sapientemente i miei colleghi, abbiamo inserito quello che è una gestione global service full risk, omnicomprensiva, in grado di riqualificare non solo l'illuminazione, ma anche quella che è la messa a norma e la messa in sicurezza degli impianti, in una logica più ampia di gestione integrale dell'impianto, che non vede solo l'efficienza energetica come obiettivo, ma vede proprio la gestione di quello che è la manutenzione ordinaria e straordinaria e l'integrità degli impianti. E allora cosa vediamo nel nostro futuro? Vediamo un futuro che percorre la strada delle 3P, la strada dell'attenzione al nostro pianeta, dell'attenzione alle persone, dell'attenzione alle prosperità, in una logica di essere sempre più protagonisti e promotori di uno sviluppo e di un futuro sostenibile e circolare. Oggi le ESCO, in particolare le ESCO del gruppo, hanno la grande responsabilità di coniugare le opportunità che il mercato propone, renderle fruibili alle pubbliche amministrazioni e riuscire a dare competenza e agilità all'interno di un piano strategico dello sviluppo sostenibile, all'interno anche di un contesto normativo complesso e mutevole. E allora, detto questo, Giorgio, confido che ci troveremo tutti insieme per raggiungere questi obiettivi inquadrati all'interno dell'agenda urbana per lo sviluppo sostenibile, all'interno degli obiettivi ONU, con un'attenzione forte e acuta verso le generazioni future. Grazie. Grazie mille. Senti Stefano, no aspetta, sappiamo che è da anni che lavori nel settore mi si sente, no? Sì. Che lavori nel settore e abbiamo fatto un evento simile quasi ormai 10 anni fa e poi ne abbiamo ripetuto un altro, insomma, però comunque siamo rimasti in contatto, ma anche se Francesco lo conosco da poco, comunque anche lui da molti anni attivo nel settore del PVP. Se avete notato delle differenze tra quando noi ci siamo conosciuti nel 2013 e oggi nell'approccio dei comuni rispetto, diciamo, appunto al passato, e se notate ancora delle differenze di approccio, di comprensione, di diciamo, affidabilità nello strumento del PVP tra comune piccolo e comune grande. Sì, il partenariato pubblico-privato ha avuto una svolta decisiva nel 2015, in particolare con l'avvento del decreto 50, ed è stato uno strumento che da allora abbiamo preso in forte considerazione, valutando quelli che erano i vantaggi per le comunità servite, i vantaggi anche per le pubbliche amministrazioni che naturalmente soffrono un po' anche di quelle che sono le risorse e di quelle che sono le possibilità, le opportunità che possono mettere a terra anche a fronte del patto di stabilità, bilancio a pareggio, a fronte di quelle che sono le criticità, chiamiamole normative. C'è stata una forte evoluzione normativa, questo ha permesso di migliorare quella che è la maturità delle pubbliche amministrazioni e questo ci ha portato oggi a convogliare tutte le energie su questo strumento. Per cui oggi con le ESCO del gruppo stiamo promuovendo, stiamo guidando quella che è la transizione energetica ed ecologica attraverso il partenariato pubblico-privato, in particolare attraverso il project financing, vedendo una spiccata maturità di tantissime amministrazioni. Passa pure il microfono a Francesco per una considerazione. Grazie. Grazie agli organizzatori, oggi sono stati toccati tanti punti. No, se volevi anche tu aggiungere qualcosa. Sì, assolutamente. Se hai notato magari un cambiamento radicale tra la fase pre-codice, quindi il codice del decreto legislativo 50/2016 al codice precedente, un approccio diverso anche del mercato, quindi da parte anche sia degli operatori privati
che con l'avvento del nuovo codice hanno dovuto porre attenzione a tanti elementi che prima non erano tracciati nella precedente versione del codice, come il trasferimento del rischio. Si è creata, probabilmente si sta creando, una fiducia reciproca tra operatori pubblici e privati anche in virtù del nuovo codice, che ha favorito appunto l'obbligo per gli operatori privati di assumersi determinati rischi che prima non era previsto ci fossero e fossero trasferiti all'operatore privato. Per cui sicuramente la nuova versione del codice ha facilitato il mercato, l'ha agevolato, c'è sicuramente tanto lavoro da fare e peraltro nei prossimi mesi ci sarà la nuova revisione del codice grazie proprio al piano nazionale di ripresa e resilienza, per cui in questa fase dovremo approfittare per sciogliere le ultime criticità che colpiscono lo strumento del PPP e che sono state citate fino ad ora e che ricalcherò in parte sì, in parte no, per non essere ripetitivo. Ad oggi ci troviamo in una situazione, diciamo, in un contesto storico particolare, colpito dalle vicende drammatiche dell'Ucraina, dalla pandemia in fase precedente e dalle informazioni che riceviamo dal punto di vista climatico che ci chiedono sostanzialmente di dare centralità a quello che è l'efficientamento energetico, per cui sia a livello europeo che a livello nazionale, attraverso il PNIEC a livello nazionale, ma a livello europeo il piano Repower EU che verrà pubblicato a maggio ci chiede, diciamo, degli sforzi superiori rispetto a quelli previsti dal piano Fit for 55, che a sua volta chiede degli sforzi ancora maggiori rispetto al PNIEC. A livello nazionale ci stiamo dando da fare attraverso il PNIEC, per cui c'è bisogno, diciamo, di intervenire sì mettendo in sicurezza dal punto di vista energetico la nazione, sì dal punto di vista diciamo, ottimizzando i prezzi, ma anche dal punto di vista dell'efficientamento energetico. Per noi di Renovit diciamo, il messaggio principale deve essere quello dell'energy efficiency first, nel senso che il miglior modo per inquinare di meno in questo periodo storico di transizione energetica è innanzitutto consumare di meno, per cui per consumare di meno bisogna efficientare. Per mettere a terra una serie di investimenti che sono poi diciamo, idonei a efficientare il patrimonio pubblico è sicuramente necessario che le pubbliche amministrazioni, che peraltro giocano un ruolo fondamentale da apripista ed esemplare nei confronti anche del mercato generale, migliorino, ottimizzino diciamo, i processi di acquisto, i propri modelli di procurement. Per ottimizzazione dei processi di procurement intendiamo diciamo, la possibilità di individuare dei processi che in qualche modo tengano in conto sia la necessità di innovare, quindi di investire, ma allo stesso tempo di risparmiare. Il problema diciamo, dell'aumento dei prezzi dei vettori non è un tema attuale, soltanto attuale, è un tema che tocca le pubbliche amministrazioni già da tempo, poiché le pubbliche amministrazioni hanno sempre avuto diciamo, difficoltà nella gestione della spesa corrente, per cui tendono sempre molto più a risparmiare risorse e quindi risparmiando risorse non investono e quindi scelgono delle modalità di procurement come le procedure centralizzate, Consip o non Consip o contratti di rinnovo ai sensi del decreto legislativo 115 del 2008 o appalti di lavori che probabilmente non comprendono all'interno sia la fase di lavori, quindi la possibilità di innovare, di investire e quindi di riqualificare, sia la fase di gestione che è molto importante sia in un'ottica di monitoraggio ma proprio di gestione del servizio energia. Noi come ESCO diciamo, puntiamo molto l'attenzione sulla parte gestionale, soltanto gestendo bene e riqualificando in un certo modo riusciamo ad ottenere quelli che sono gli obiettivi che ci pongono a livello europeo e nazionale. Per farlo, chiaramente, al di là dei classici modelli di procurement che ho citato prima, le pubbliche amministrazioni, come abbiamo avuto modo di discutere anche in precedenza, hanno uno strumento che nel corso degli anni è andato sempre più migliorandosi, che è quello del partenariato pubblico-privato. Il partenariato pubblico-privato, diciamo, in qualche modo favorisce un'accelerazione verso quelli che sono gli obiettivi di riduzione dei consumi e di neutralità climatica che ci poniamo da qui al 2050
per due motivi fondamentali. Il primo è sostanzialmente l'effetto leva che è stato citato anche questa mattina ma anche questo pomeriggio, di risorse tra pubblico e privato. Non dimentichiamoci che in questo periodo storico diciamo che è molto difficile rendere sostenibili delle operazioni se non c'è un contributo pubblico che però anziché far carico sulla pubblica amministrazione locale, che come abbiamo visto ha delle enormi difficoltà sia in termini di risorse in conto investimento ma anche di risorse di gestione corrente, dovrebbe venire attraverso o le risorse del PNRR come in questo periodo storico, potrebbe venire anche, e avviene molto spesso, attraverso lo sfruttamento di quelli che sono tutti gli incentivi previsti dal GSE, il conto termico, i certificati. Incentivi che possono essere utilizzati molto bene nell'ambito delle operazioni di PPP strutturate in ottica di EPC, perché all'interno dei contratti di EPC ci sono degli obiettivi di efficientamento energetico e di riduzione dei consumi fissati contrattualmente, oltre i quali appunto l'operatore pubblico, se non raggiunge questi obiettivi, non riesce a percepire il canone dalla parte delle stazioni appaltanti e per cui non riesce a recuperare il proprio investimento fatto per riqualificare gli impianti, e per cui è un circolo che si autoalimenta e tutela la pubblica amministrazione, perché trasferisce appunto in questo senso il rischio operativo dalla pubblica amministrazione all'operatore privato. L'altro elemento fondamentale è la durata dei contratti. Abbiamo visto in precedenza che i contratti di PPP hanno una durata relativamente lunga rispetto alle modalità classiche di procurement, ripeto il 115-2008 piuttosto che le convenzioni centralizzate, che hanno una durata che va dai 6 ai 9 anni. A differenza di queste modalità, il PPP viaggia su una durata media di contratti che va dai 15 ai 20-25 anni, se si parla anche di progetti sanitari in ambito sanitario, per cui consente all'operatore privato di investire molte più risorse, perché ha più tempo per ammortizzarle e recuperare l'investimento. Per cui l'unione dei due fattori, l'effetto leva, la maggiore durata e il trasferimento anche del rischio operativo dal pubblico al privato, consente sicuramente di ottenere maggiori vantaggi rispetto alle altre modalità di procurement, consente di effettuare una serie di investimenti che altrimenti non sarebbero assolutamente realizzabili, e consente anche di definire degli obiettivi di risparmio di conseguenza molto ben maggiori rispetto ad altre modalità. Ricordiamo che col decreto legislativo 115-2008 l'oggetto del contratto prevede una proroga contrattuale in funzione del fatto che l'operatore privato raggiunga un obiettivo minimo di risparmio che, se non ricordo male, si aggira intorno ai 5%, quindi veramente irrisorio rispetto agli obiettivi che ci stiamo ponendo e che abbiamo l'obbligo di porci da qui fino al 2050. Col PPP le cose sono molto diverse. E noi attraverso questo strumento, con cui stimoliamo tra l'altro molto il mercato, si riesce a stimolare molto di più il mercato, abbiamo promosso una serie di progetti che prevedono un risparmio energetico in alcuni casi ai livelli di quelli mostrati anche dal collega, in altri casi un pochettino più ridotti ma comunque a doppia cifra, e sicuramente rappresenta uno strumento che consente anche consente di una transizione energetica, quindi di passare dall'utilizzo di un vettore energetico piuttosto che gasolio in alcuni casi, ancora presente in alcuni enti pubblici, al gas o piuttosto che l'elettrico. Stiamo spingendo molto sulla transizione verso l'elettrico, e cose che, ripeto, non sono possibili attraverso le altre procedure. Detto questo, chiaramente il PPP non è la panacea a tutti i mali, ha delle criticità che sono state evidenziate anche prima dai legali, criticità che possono essere sicuramente risolte o si può cercare di risolvere nell'ambito della riscrittura del codice degli appalti, che avverrà a partire dal mese di giugno, e che riguardano sicuramente un tema molto, molto caro a tutti, un chiarimento sulla inequivocabilità dell'utilizzo diciamo, di contemplare all'interno del 49% i fondi comunitari e quindi il PNRR piuttosto che i fondi strutturali oppure no. Questo sposta di molto la possibilità di offrire degli interventi ancora più consistenti in favore degli enti pubblici, per cui è un elemento che sicuramente andrà affrontato, perché a differenza di altri Stati europei, nello Stato italiano c'è un doppio limite, che è quello del 49% sul rischio operativo e quello del 50% che è un rischio, che non è un rischio operativo ma è un aspetto legato alla contabilizzazione. Questo è un tema. Un altro tema molto importante è la procedura, le lungaggini procedurali.
È vero che con il PPP si accorciano i tempi rispetto agli appalti classici, è vero anche che però in alcuni casi diciamo, strutturare un'operazione di PPP anche di grosse dimensioni può impiegare un tempo che va dagli 11 mesi ai 30 mesi, per cui cercare di disciplinare al meglio le modalità con cui e le tempistiche con le quali la pubblica amministrazione deve esprimersi nella valutazione tecnico-economica di un progetto è sicuramente un fattore rilevante, quindi disciplinare i casi in cui dovessero pervenire diverse proposte ai sensi del 183,15 da parte di operatori privati all'ente pubblico, il modo in cui lo stesso ente deve in qualche modo garantire una risposta entro determinate tempistiche affinché poi gli interventi possano vedere la luce nel più breve tempo possibile. Allo stesso tempo cercare di valorizzare ancora di più la perentorietà del termine di 3 mesi, portandolo magari a 5 mesi per gli interventi più complicati, però ad oggi assistiamo a delle situazioni in cui consegniamo delle proposte di PPP oggi e l'ente pubblico per le ragioni anche legittime, perché ci chiede dei chiarimenti e perché ci chiede delle modifiche progettuali o perché ci sono dei cambi a livello di politica e quindi non ragioni tecniche, portano via parecchio tempo, per cui si rischia di poi che il progetto venga abbandonato e non venga inserito poi nello strumento di programmazione. Ecco, diciamo, per concludere, come dicevo prima, lo strumento che abbiamo oggi, l'opportunità, la grandiosa opportunità che abbiamo oggi è rappresentata dai fondi PNRR, ma non solo dai fondi, ma anche dalla possibilità di rinnovare il codice che ci consenta appunto di superare determinate criticità che tutti quanti diciamo, abbiamo ben esposto quest'oggi, ma che diciamo, ci portiamo dietro da parecchi anni, dalla revisione del codice, quindi dal 2016, ma che nel corso degli anni in parte sono state affrontate, in parte no. L'auspicio di tutti è che queste revisioni poi effettivamente contribuiscono a chiarire, a volte generano esattamente l'effetto opposto, quindi in realtà sarà importante anche monitorare, e immagino che voi, ma come tutte le aziende, stiano monitorando comunque poi il processo di revisione del codice come qualunque altra normativa, ma quanto importante ancora sono gli incentivi che precisamente per l'efficienza energetica, conto termico e certificati bianchi, forse più conto termico che certificati bianchi, e quanta diciamo, affidabilità l'operatore oggi pone su questi incentivi, che sono poi temi anche che abbiamo affrontato questa mattina con il GSE. Assolutamente tanta, ad oggi, come dicevo prima, il mercato non è capace di realizzare gli investimenti che sarebbero necessari per raggiungere determinati obiettivi in assenza di incentivi come il conto termico o i certificati. Tant'è che lo stesso governo e quindi lo stesso GSE ha garantito l'estensione in alcuni casi per alcuni interventi in ambito scolastico e sanitario della copertura del finanziamento, dando modo di ottenere dei contributi maggiori, proprio perché abbiamo bisogno di, se vogliamo raggiungere determinati risultati, di efficientare. Per efficientare c'è bisogno di una mole di investimento che senza gli incentivi, senza delle forme di contributo, possono essere il PNRR, i fondi strutturali o contributi della pubblica amministrazione, non riusciremo a portare avanti, proprio in virtù del fatto che l'effetto leva è quell'effetto che ci consente invece di raggiungerli. E peraltro lo si vede, diciamo, l'importanza è nota, perché ad oggi, siamo a maggio, il contatore del conto termico del GSE è quasi saturo, e per cui a maggior ragione da qui si evince l'esigenza di puntare molto su queste forme incentivanti, perché il mercato sta rispondendo bene in ambito pubblica amministrazione, proprio in virtù delle modifiche che sono state fatte, di cui parlavo. Da un po' che dovrebbero anche ripubblicare il nuovo conto termico, no? Si attendeva in realtà già quest'anno. Credo che ci sarà forse l'anno prossimo, adesso non ricordo bene. Quest'anno già avevano promesso una bozza, ma poi tra una roba e l'altra. Cioè, noi siamo come mercato, siamo confidenti che questo avverrà, perché siamo confidenti del fatto che il governo e che lo stesso GSE siano ben consci dell'importanza del ruolo che rivestono, e per cui siamo veramente molto attenti, stiamo monitorando tanto, ma siamo anche altrettanto confidenti che questo avverrà e che anche il plafond possa in qualche modo essere incrementato in ragione della domanda di mercato. Dottor Pietro Paoli, vuole aggiungere qualcosa come visione dell'equity investor, appunto, proprio sull'aspetto degli incentivi, no? Cioè, come vengono considerati e se vengono considerati ancora
come garanzia per l'investimento rispetto al passato, diciamo? Ma sicuramente sono una componente dei piani economici finanziari sui quali poi facciamo le nostre valutazioni di ingresso, e quindi sicuramente sono un elemento ancora attuale, assolutamente concordo con quanto diceva il collega. E aggiungo, ricollegandomi proprio a quello che diceva prima sui tempi anche delle aggiudicazioni delle operazioni di PPP, oggettivamente è un tema che anche noi stiamo verificando sul campo in maniera molto concreta. Le tempistiche dovrebbero accorciarsi, questo permetterebbe assolutamente di accelerare la partenza anche di nuove operatività, di nuove operazioni, mentre molto spesso questi 90 giorni che sono, come dire, un termine entro il quale ricevere l'interesse pubblico molto spesso diventano molto più ampi, e quindi le tempistiche poi per implementare queste iniziative diventano a volte molto consistenti. Quindi sicuramente l'auspicio che questa cosa si possa accorciare, comprimere con lo sforzo di tutti è sicuramente una cosa che potrebbe contribuire a raggiungere quegli obiettivi molto sfidanti che abbiamo a livello sistemico nazionale e dare veramente un contributo significativo. Questa mattina il dottor Giacomazzo dell'ANAC in realtà specifica, cioè proprio anche ha toccato questo punto qui e diciamo, dava molto peso alla reale volontà politica poi, no, di realizzare l'intervento, quindi al di là poi dei termini che il legislatore può stringere quanto vuoi, ma se non c'è la vera volontà politica di dar seguito a un'iniziativa, soprattutto quando è privata, di partenariato pubblico-privato, mi sembra molto difficile che Abbiamo sia davanti. numerose operazioni, come dire, no, in attesa di aggiudicazione, i cui tempi... Grazie. Il rischio, cioè, quando noi abbiamo un'operazione di questo tipo siamo allineati con la parte politica e tecnica, come si diceva prima, altrimenti l'operazione non va avanti. Il rischio è, quello che accade molto spesso è che si accavallino le amministrazioni politiche, i mandati, e quindi col cambio di mandato le cose poi si fermino in qualche modo. Suggerimento, dovete fare breccia sui dirigenti giusti, quelli non passano. No, accorciando un po' le tempistiche riusciremo sicuramente, cioè obbligando a rispondere entro una determinata data, riusciremo forse a portare qualcosa in avanti in fase operativa in maniera un pochettino più semplice. Grazie mille. Se ci sono domande dal pubblico fatevi pure avanti, o vi farete eventualmente avanti in separata sede. Diversamente liberiamo subito il palco perché insomma c'è subito un altro evento, in particolare quello sul Green Finance. Allora io ringrazio tutti i relatori, ringrazio in particolare il gruppo ERA, Renovit, sponsor della manifestazione, e niente, vi diamo appuntamento al prossimo evento. Grazie mille.